Agevolazioni in pillole del 23 luglio 2025. Anche questa settimana vediamo insieme quelle che sono le novità nell'ambito degli incentivi e delle agevolazioni. Partiamo subito da Industria 4.0 e dal mantenimento dei requisiti. Ricordo che l'Agenzia delle Entrate ha richiamato più volte le aziende a verificare e documentare il mantenimento dei requisiti obbligatori, i famosi 5+2 requisiti, per tutto il periodo di utilizzo dell'agevolazione, ed occorre documentare questo mantenimento in maniera che sia producibile anche a distanza di anni dall'effettivo utilizzo, perché i controlli potrebbero essere postumi. Ricordo che l'Agenzia delle Entrate si è espressa anche nel senso di aspettarsi un'adeguata e sistematica reportistica sul mantenimento di questi requisiti, e quindi occorre in qualche misura adeguarsi a questo tipo di richiesta. Bando Login Business. Interessante novità per il settore del trasporto merci e della logistica. È stato infatti pubblicato il bando Login Business, che mira a sostenere la digitalizzazione delle imprese di questo settore attraverso contributi a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili. È un'opportunità strategica sia per le micro, piccole e medie imprese, ma anche per le grandi imprese che in questo caso sono ammesse, ed è finalizzata a migliorare il dialogo informatizzato e l'efficienza operativa di questo settore. Lombardia linea impresa efficiente. Apre il 16 settembre il bando della regione Lombardia linea impresa efficiente dedicato all'efficientamento energetico delle PMI. L'obiettivo è di incentivare questi progetti con contributi a fondo perduto che possono arrivare fino al 45%. L'investimento deve essere compreso tra i 100.000 euro e i 5 milioni di euro e deve assicurare almeno il 30% di riduzione delle emissioni climalteranti. Veneto, fondo perduto per le CER. La Regione Veneto ha pubblicato un bando per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, appunto le CER. Questo bando mira a incentivare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con contributi che possono arrivare fino al 40%. Anche per questa settimana è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividerle con chi ritenete possa essere interessato. Per approfondimenti e assistenza alla presentazione di queste domande, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.